Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Maledetto Veneziano. Oggi parleremo dei prezzi, della magia, dei costi, di quanto costa investire, di quanto e cosa aspettarsi prima di tutto. Ma prima di fare questo, il vostro Maledetto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Garda, al canale YouTube del vostro Maledetto Veneziano, di venirci a trovare chiaramente nei nostri gloriosi gruppi Face, ne abbiamo due, il The Garda e il Maledetto Veneziano, e siamo anche amministratori o diciamo collaboriamo con due bellissimi gruppi, uno di Laura Ciofini, ormai famosissima, e anche quella di Paola Chiarilli, che ormai sono due colonne del settore radiostesico e anche dello studio delle pietre. In più abbiamo il sito capitano.altevista.org dove potete scaricare gratuitamente oltre 20 ebook, di cui 4 di chirurgia e gli altri di radionica e radiestesia gratuiti. Abbiamo anche una sezione con chiaramente le shop che sono servizi a pagamento, nero su bianco, tutto chiaro. Bene, chiaramente alcuni mi chiedono degli ultimi circuiti, perché io li metto, ma poi chiaramente qualcuno, il ricercatore vero, deve, visto che sono gratis, non chiedo niente, deve in un certo senso tirarsi su le maniche e andare a cercare le altre pillole gratis nel canale a vostro marito. Se invece vuole un consulto a pagamento sono 20 euro, PayPal 45 minuti. Bene, parliamo un po' dei costi. I costi ci sono e nessuno muove la coda gratis, come dicevo quel tale, e a dipendenza della qualità dell'operatore e dello scopo e dell'obiettivo che si vuole raggiungere, ci sono, no? Non bisogna nascondere, nessuno muove la coda gratis, nessuno, cioè chi va su Face pensando che un rito operativo lo può trovare gratis, oh, non dico che è caduto la stagione piccolina, però dico insomma che Harry Potter forse l'hanno un po' troppo pompato su, no? Nel senso che di tutti quelli che fanno cose gratis, chiaramente nessuno le fa gratis, quindi se non ti prende a livello finanziario, ti prende a livello di egregore e lì sono cavoli amari, proprio per il semplice fatto che sapete quelle persone magari anche in pensione, no? Che magari, non so, lavoravano in banca, a un certo punto hanno scoperto di avere qualche dono, sono un po' abbandonati dai propri familiari, vanno su Face, si fanno il loro piccolo trono egoico, no? E incominciano a regalare a destra e a sinistra, ma intanto pigliano energia per montare la loro egregore, no? Quindi bisogna sempre stare attenti e quando entrate in un gruppo di Face, social, diciamo così, sempre cerchiate di fuoco, ovetto colorato, puff. E poi chiaramente tutti i circuiti gratuiti del vostro Manetto Veneziano per proteggersi. Se tu è la prima volta che ascolti il Manetto Veneziano, vai a vedere le altre pillole dove parlo appunto di attivare l'ovetto colorato e il circuito di fuoco per proteggersi quando si entrano in certi luoghi. I prezzi come sono? Allora, voi dovete capire che quando, faccio un esempio di un'adagida. Un'adagida voi dovete pensare che si crea un surrogato vibrazionale del campo eterico o astrale del soggetto che si vuole colpire. È sempre una materia coercitiva, è sempre invasiva, però non si attacca ai geni. Allora, prima bisogna costruire questa entità nuova che non è mai esistita. Quindi bisogna vitalizzarlo, consacrarlo e battezzarlo, costruirlo, no? Con le cere giuste, con i tempi giusti, con l'orario giusto. Insomma, bisogna costruire questa struttura che non è mai esistita prima nell'universo, solo per un determinato scopo. Allora voi capite che se un esoterista con 40 anni di studio alle spalle si mette lì a fare qualcosa per voi, chiaramente non lo fa a buon mercé e anche tutto il tempo costa. Chiaro, no? In più ci sono le varie ripetizioni. Sapete quelle che vi dicono un colpo e fra 28 giorni cammini sull'acqua e ti risuscito Lazzaro fra una trentina di giorni? Lasciate stare. Lasciate stare perché, oh, magari c'è il colpo di fortuna, magari c'è uno, scende il marziano, lo sveglia di notte e fa. Ma non è così che funziona. Il vostro magnete vi ha sempre detto 9 mesi, in cui, a dipendenza della ricerca dell'indagine radiostesica, si vede se ha bisogno 3 influenze in un mese, 4, poi il mese dopo, il mese dopo, il mese dopo. E dopo 9 mesi la valanga è cresciuta. Tutti quelli che vi dicono con 300 euro sistemiamo questo, lo facciamo camminare sull'acqua,
Certo, un colpo di fortuna c'è, può esistere, anche due, però non credo che funzioni così, perché certe lavorazioni hanno bisogno proprio come i bambini, no? Sono nel grembo materno e ci mettono 9 mesi e dopo si vede se ha le gambe cammina, come dicevo quel tale. Quindi è inutile che voi sperate di non pagare, oppure di pagare tanto ma non farle tante volte. Vi spiego, ci sono alcuni operatori che, ma non dico che hanno tanti affitti da pagare, la dondina di scorta, la macchina sotto, il Porsche, Ferrari, Kawasaki. Capite? Però voi dovete capire che è come un fabbro, no? Quando lui picchia il ferro per dargli la forma, non è che dà tre colpi ed è uscita una ringhiera da artigiano, ci vuole lavoro, 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 lavoro. È chiaro che chi contatta il mercato veneziano, il Garda, cerca sempre di comprimere i costi, no? Però cioè, si tenta sempre col minimo di raggiungere il massimo risultato. Però non è facile perché alcune volte bisogna capire che ci sono dei nodi karmici, magari quella persona è nata in un giorno che non si sapeva, è nato di venerdì, quelli nati venerdì hanno una protezione particolare, oppure magari lungo il cammino si scopre altre cose che nessuno dei due, né il committente né l'esoterista sapeva. E allora bisogna prendere dei correttivi. Oppure il committente, quando va dall'esoterista, ha un'idea, non so, ad esempio del posto di lavoro, oppure della compagna, oppure del vicino di casa, e poi strada facendo si rende conto che le informazioni che aveva dato all'esoterista erano totalmente opposte a quello che credeva, o quasi opposte, oppure è entrato in una variabile che neanche lui conosceva. E quindi capite che i lavori diventano sempre più importanti. Quindi non si può telefonare a un esoterista serio e chiedere quanto costa quella cosa senza fare un'indagine radiofisica prima, perché è come dire cosa costa andare sull'Himalaya, no? Cioè, certo, se ci va uno specialista come tutti i giorni costerà così, uno che non ha mai messo un paio di scarponi costerà molto di più perché ci sarà totalmente un altro cammino da fare alla Valentina. Bene, cari amici, perché vi ho detto questo? Perché leggo sui social gente che si spaventa perché uno gli chiede 300 euro per un'operazione magica, al di là che poi magari quella persona pensava che glielo facesse gratis, al di là che poi quella persona pensava di entrare in confidenza con l'esoterista, no? Cioè, è chiaro, ognuno si propone come vuole e può, nel senso se uno non vuole rilasciare certe informazioni di se stesso è liberissimo di fare. Cioè, non è che 300 euro non sono tanti, 300 euro per un'operazione magica, signore, non sono niente. Cioè, io ho sentito colleghi, diciamo, concorrenti, chiamiamolo poi volete, per un'assunzione a direttore di banca si giravano i prezzi tranquillamente dai 23 ai 50 mila euro. Tranquillamente. Voi dite, ma come mai un paio di stipendi di un direttore di banca buono, dopo 3 mesi si è ripagato l'operazione e ha avuto magari il sorpasso capite, di un gruppo di concorrenti, no? Quindi è chiaro che le cose girano così. Chiaro che se uno va su Face, magari un po' amareggiato, magari con 2 euro in tasca, pretende che gli altri muovano la coda, capite che non funziona, non può funzionare, non funziona perché è energia il denaro. Uno ti dà energia, anche, mettiamo anche che trovate l'esoterista che magari da piccolino è caduto per terra, ha picchiato la testa e vi fa le cose gratis. Ma poi se uno raccoglie qualcosa gratis, da un'altra parte lo dovrà dare. A me, guardate, alcune volte è successo che gente arrivava lì con un sacco di soldi da darmi, li ho rifiutati per il semplice fatto che capivo che alla fine avrei dovuto pagare un debito karmico troppo importante per quei 4-5, capite? Funziona così, cioè quando si fa da un esoterista si valuta se si ha la possibilità finanziaria bene, se no si cerca un altro che è al proprio livello. Non è che si va a dire quello chiedeva troppo, no? Quello chiedeva troppo perché? Perché magari ha 2 o 3 affitti da pagare, roba del genere, magari è anche famoso, magari è anche bravo, eh? Capite? Da noi alcune volte arrivano gente che dice, ma sai, quell'esoterista mi ha detto così e cos'ha, poi non ha funzionato, adesso a sinistra. Allora, prima di tutto, prima che funzioni, magari ci vuole più tempo. Noi vogliamo tutto e subito. Io ho visto alcune volte, come mi raccontava il Dante, che quando partivano certe fiocinate arrivavano dopo 30 anni, quando arrivavano era come Chernobyl in casa, capite? Quindi, quando parte,
parte, però in alcuni ambiti, tipo, non so, avere un buon rapporto col vicino di casa, avere un buon rapporto con la propria fidanzata, avere un buon rapporto con gli amici, i colleghi di lavoro, ci vuole tempo, tempo, dedizione. E poi, come vi ho sempre detto Marietto, cari miei, bisogna preoccuparsi quando si è la pancia piena. Quando invece l'asinello, il bue è scappato dalla stalla, se prima erano 3.000 euro, dopo diventano 30.000. Ma è normale, no? Avete sbagliato tutto e pensate che uno per 303.000 euro, faccio un esempio, adesso sono prezzi così, fantasia, no? E voi pensate che uno per 3.000 euro vi rimette a posto voi la vita perché avete canna su tutto? Ma signori, ma bisogna essere caduti a piccolina seggiolone, capite? Bisogna essere chiari, no? Io alcune volte vedo delle soluzioni e dico, guardi, anche se non gli faccio niente, la cosa funziona. Non ha bisogno di un intervento. Altre volte invece vedo che la situazione è complicata. Ma quando uno è in una situazione complicata è difficile, non è facile. Invece se era una cosa facile, no, si poteva gestire con qualche rito proprio. Bene, ho fatto questa pila perché continuo a leggere gente, no, che si spaventa per 300 euro. Signore, 300 euro per un rito operativo non sono niente. Mettetevelo in testa. Ma neanche i prodotti si possono comprare con quella cifra lì. Neanche i prodotti. Ok, grazie cari amici e alla prossima. Ciao.